Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Risulta interessante sapere cosa accadrà in questa settimana, per cui mi avvalerò di due mappe che ci faranno vedere appunto l'evoluzione meteorologica per i prossimi giorni. Con la prima mappa che riguarda la distribuzione delle alte e delle basse pressioni a circa 5.500 metri, possiamo notare con i colori in giallo alta pressione, un'alta pressione che si erge sull'Atlantico e farà discendere una saccatura con i colori appunto in blu che appunto attraverserà soprattutto i settori balcanici. Da noi arriverà aria fredda e non ci saranno precipitazioni. Questa sarà un po' la dinamica che interesserà i primi giorni della nuova settimana. Farà ancora freddo durante la notte, durante il giorno qualche nube in transito con temperature che non saliranno di molto. L'ultima mappa è sempre una fotografia circa 5.500 metri. Possiamo notare che non c'è più l'alta pressione che si erge sull'Atlantico quanto un'unione tra una bassa pressione presente ad ovest e una ad est, per cui le correnti cambieranno direzione, diventeranno inizialmente occidentali, probabilmente in corrispondenza di venerdì del fine settimana potrebbero spirare da sud-ovest. Cosa significa questo? Anzitutto ci sarà un aumento delle temperature soprattutto in quota, e questo potrebbe essere sintomatico di un peggioramento del tempo tra venerdì e weekend, anche se sarà da capire l'esatta collocazione del minimo di pressione al suolo, e quindi sarà da capire appunto se il tempo brutto interesserà anche il nostro territorio o solamente il centro-sud. Appunto, come dicevo, il tempo si manterrà buono fino al giovedì con temperature fredde, sarà poi capire da venerdì e nel weekend cosa accadrà. Con ora ho detto tutto, auguro a voi un buon proseguimento di questa settimana. Per quanto riguarda questo appuntamento, ci vediamo appunto in prossimità del prossimo fine settimana.